Un ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi prendiamo in esempio un'apertura che abbiamo già trattato all'interno del nostro sito e del nostro canale YouTube. Stiamo parlando del gambetto di re. Il gambetto di re, come sai, è un'apertura molto aggressiva e vediamo 5 casi in cui la partita è terminata in pochissime mosse. Non stiamo parlando di giocatori amatoriali, ma di giocatori professionisti con punteggio da 2200 punti in su, stiamo parlando anche di gran maestri, che sono cascati in queste trappole del gambetto di re. Partiamo subito con la prima trappola. La prima trappola è 4, E5, F4, alfiere C5. Questa è una delle continuazioni più forti secondo me se sei il nero, e a questo punto il bianco continua, sempre con le mosse da libero d'apertura. Il bianco riuscirà a vincere in poche mosse grazie a un doppio di donna che vedremo fra pochissimo. Quindi cavallo F3, D6, quindi il nero cerca un po' di supportare questo pedone e allo stesso tempo magari di creare, perché no, qualche inchiodatura. C3, una mossa che chiaramente ha il suo perché, serve a sostenere anche il D4, ma a liberare la donna in A4. Attenzione a questa mossa, perché sarà la chiave della partita. Cavallo F6 e adesso F per E5, D per E5, cavallo per E5. Attenzione che se adesso il nero si lascia prendere un po' dall'ingordigia, dice io faccio cavallo E4, così alla prossima faccio una mossa di questo tipo o addirittura anche una mossa di questo tipo, sarebbe molto interessante, ma con donna A4 scacco, e chiaramente non c'è nessun modo per evitare che il bianco catturi il cavallo. In questa seconda partita che vediamo è stata disputata fra Olli col bianco, un maestro internazionale da 2420 punti elo al momento della partita, e col nero invece Girchi, maestro con 2205 punti. Vediamo allora come è andata la partita. Chiaramente E4, E5, F4. Qui il nero, anziché accettare o declinare il gambetto, gioca un controgambetto, uno dei più pericolosi e aggressivi. C'è anche un altro controgambetto che è D5, tra l'altro dopo vediamo una partita, ma il controgambetto con F5 è qualcosa di micidiale. Qui chiaramente, essendo dei giocatori professionisti, hanno giocato molto bene, infatti la partita continua in questo modo. E per F5. Donna E7, che è la continuazione più forte che ci possa essere. Donna H5 scacco. Qui si può giocare in due modi: o si gioca direttamente il re in D8, oppure, come ha giocato il nero in questa partita, pedone in G6, F per G6. Attenzione che qui la donna minaccia un attacco, uno scacco di scoperta, Però prima il nero intanto può giocare pedone per F4 scacco di scoperta, cavallo E2, e qui è una svista, perché io sì posso giocare cavallo F6, però attenzione che con G7 scacco di donna, è vero che io posso prendere la donna, ma è anche vero che io adesso vado a promozione, non solo ti ho preso una torre, ma ho ancora la donna. Quindi qui il nero aveva fatto male i calcoli, molto male. Come si poteva giocare, per esempio? Aspetta che rimettiamo i pezzi alla loro condizione. Qui semplicemente donna H5 bisognava giocare diversamente. Anziché cavallo F6 bisogna giocare re in D8. Tutto, ma non cavallo F6. Re D8 chiaramente si toglie dalla possibilità dello scacco, e a questo punto, per esempio, il bianco gioca D3. Ora si può giocare tranquillamente cavallo F6 e comunque la partita
continuerebbe in molti altri modi. Terzo disastro in apertura, vediamo come la spinta F2 F4 chiaramente lascia un buco in F2 e nel caso di arrocco corto c'è questa diagonale G1 A7 che è molto pericolosa. Il nero riuscirà a sfruttare questa debolezza a suo favore. Quindi E4, E5, F4. Qui siamo in presenza sempre del gambetto di Re e D5, questo è l'altro controgambetto. Come si gioca? Chiaramente sanno molto bene come giocare, E per D5 e per F4. Tocca al bianco, che cosa giocheresti ora? Beh, la classica cavallo F3 non fa mai male, cavallo F6, sempre per liberare un posto per l'arrocco e minacciare il pedone senza andare per forza al centro con la donna, alfiere B5 scacco, C6, ci pariamo dallo scacco, D per C6, cavallo per C6. Fin qui sembra che la partita non abbia nulla di male, in effetti stanno giocando proprio come dal libro d'apertura. Attenzione adesso, arrocco corto, il bianco sembra messo veramente molto bene, cavallo, alfiere, il nero ha il re al centro. Attenzione che una semplice mossa come donna B6, scacco e chiaramente questo è un doppio attacco. Il nero non può fare nulla, per esempio può giocare D4 e chiaramente si perde l'alfiere. Cosa doveva fare qui il bianco per evitare questa mossa? Dato che questa diagonale, come dicevamo, è debole, doveva giocare prima D4, dopodiché poteva arroccare. In questo modo non c'era donna in B6 che teneva, quindi l'alfiere poi si poteva ritirare, si poteva sostenere con C3, insomma c'erano tante possibilità, ma non quella subito dell'arrocco corto. Qui chiaramente, non l'ho detto, ma anche qui si parla di grandissimi giocatori. La cosa bella di tutti questi disastri in apertura è vedere un po' il lato umano, no? Stiamo parlando di maestri internazionali, gran maestri, e anche loro cascano ogni tanto in questi semplici tatticismi. Adesso vediamo in questo quarto disastro in apertura come può essere sconveniente essere troppo fantasiosi. Di per sé già il gambetto di Re è, diciamo, un'apertura fantasiosa. Se uno cerca di complicare troppo il gioco è un po' come veramente regalare la partita all'avversario. Qui abbiamo il bianco con un punteggio di 2385, Welling Gerard, e il nero invece Gran Maestro Jan con 2526 punti. Quindi vediamo un pochettino come funziona. Qui il nero accetta il gambetto. Ci sono tantissime continuazioni, una di queste donna F3, cavallo C6, qui si può scegliere tranquillamente di catturare, è una variante possibile. Il bianco sceglie questa variante, cavallo in E2, una variante interessante. D5, pedone per D5, cavallo in B4, attenzione al punto C2 che non è controllato chiaramente dalla donna. E qui il bianco non sta proprio benissimo. Vediamo come continuare. Cavallo B4, cavallo per F4, qui il bianco volendo può approfittare subito del punto C2 scoperto, ma decide di giocare in modo prudente, cavallo F6, cavallo C3, donna E7 scacco, e qui il bianco sta veramente male, sta molto male. Il re potrebbe andare per esempio in D1 andando a proteggere anche il punto in C2. Mettere davanti una donna è comunque rischioso perché c'è la cattura su C2, quindi ci sono varie possibilità, ma non re F2. Sembra comunque una mossa abbastanza sicura, ma su cavallo in G4 scacco il bianco abbandona la partita. Perché? Perché per esempio re G3 seguirebbe donna in E1 scacco matto. Se invece re in G1, che cosa succede? Ti do qualche secondo. Donna in C5, D4 per rallentare
po' la morte, donna per D4 scacco, qui per forza alfiere per E3 e qui il bianco va sotto di un pezzo. Comunque la partita diciamo era già partita male, motivo per cui giocare il gambetto di re, cercare di essere troppo fantasiosi a volte non ripaga. Bene, guardiamo per oggi l'ultimo disastro in apertura. Qui ancora abbiamo, ti ricordi all'inizio abbiamo visto quello scacco in A4 di donna che aveva preso poi il cavallo? Qui abbiamo un tema molto simile, quindi ancora una volta il doppio di donna fa vincere al bianco la partita. Quindi E4, E5, F4, D5 contro gambetto. E per D5, E4, questa mossa chiaramente impedisce lo sviluppo del cavallo in F3, D3, cavallo in F6, qui è tutto secondo il libro delle aperture, E4, cavallo per E4, ora chiaramente il bianco può svilupparsi in F3. Alfiere C5, puntando chiaramente su F2, donna E2, inchiodatura del cavallo. F5, ho esplorato questa mossa col computer e dava come più forte alfiere F5, forse però il nero si è sentito più sicuro a sostenere il cavallo col pedone, che comunque non è un errore. F5, cavallo in C3, alfiere in B4, andando a creare un'inchiodatura su questo cavallo, ma qui nuovamente si ripropone questo tema. Donna per B5 scacco. C'è questo alfiere sospeso che sotto c'è lo scacco di re. Comunque sia, in ogni modo che noi cerchiamo di difendere il nostro re, perdiamo un pezzo. Perciò bisogna fare molta attenzione, se ci si difende dal gambetto di re, a questa donna che può entrare in A4, in B5 e andare a minacciare i nostri pezzi che si trovano sulla quarta traversa. Bene, io ti ringrazio per aver visionato tutto il video fino a qui, ti ricordo che in descrizione puoi trovare gratuitamente da scaricare un PDF sulle aperture di scacchi, spero che ti piacerà. E niente, noi ci vediamo alla prossima, iscriviti al canale e seguici che nel prossimo video ci sarà Alex Melchior che ci parlerà del mediogioco.